Nei prossimi giorni, per trascorrere la Pasqua in laguna, arriveranno a Venezia migliaia di fedeli e turisti da tutto il mondo. Il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, attraverso Antenna 3, rivolge un pensiero e un augurio speciale a voi, nostri telespettatori. Alle telespettatrici e ai telespettatori di Antenna 3 l'augurio di una Pasqua serena, felice. La comunità cristiana vive questo momento a partire dall'intensità della sua fede, soprattutto nella convinzione che il Signore è risorto ed è risorto per ogni uomo. Saranno giorni molto intensi e impegnativi, quelli del patriarca, nelle celebrazioni della Settimana Santa, cuore dell'anno liturgico. In particolare, durante il Triduo Pasquale, il patriarca Francesco presiederà giovedì alle 18 in Basilica a San Marco la messa in Cena Domini con il rito della lavanda dei piedi, venerdì alle 15 la Via Crucis e poi, sempre alle 18, l'azione liturgica della Passione. Infine sabato alle 20:30 la solenne veglia pasquale, prima del grande pontificale di Pasqua, domenica alle 10:30 in cattedrale. L'augurio del patriarca però si rivolge da Venezia a ogni persona indipendentemente dal credo religioso di ciascuno. L'augurio quindi è a chi crede, a chi vive la propria fede, a chi ha la consapevolezza di dover crescere nella propria adesione di fede, e l'augurio è anche a chi non ha la fede o appartiene ad altre religioni.